Diamo valore alla società civile. Gente per bene, certamente. Cosa lasceremo ai nostri figli? Veneto Stato per l'indipendenza. Altri 4 contendenti nella sfida che vede Mirano alla ricerca del sindaco dopo il commissariamento dell'anno scorso. Ivano Dell'Olivo, consulente della casa di cura Villa Salus, scende in campo con 2 liste civiche, in una delle quali il capolista è l'ex sindaco Roberto Cappelletto. Ecco le sue priorità. Prima cosa è rivedere il piano di previsione del bilancio, perché il commissario attuale ha messo l'IMU al massimo ed è una cosa insostenibile. Fare il PAT con le osservazioni che abbiamo avuto in questi periodi di incontri. Prima esperienza politica per il tecnico sanitario Antonio Toniolo, che vuole innanzitutto mettere mano ai conti. Capire dopo gli anni di commissariamento quanti soldi realmente sono nelle casse del comune e intervenire il più possibile, anche togliendo se fosse possibile l'IMU, per aiutare tutte le famiglie che andranno chiaramente in difficoltà. Per riunire una collegialità di tutti i sindaci nel comprensorio qui del Milanese per cercare di trovare una soluzione per la viabilità, che è la vera piaga di questa zona. Esordio particolare per Gianpietro Saccon, commercialista da 17 anni nella Lega Nord, ma alla prima sfida elettorale con obiettivi precisi. Entrare nel palazzo e incominciare a mettere mano al bilancio di previsione, che dovrebbe essere in via di approvazione questi giorni e abbiamo sentito con effetti devastanti per i cittadini. Seconda cosa, intervento immediato alle famiglie a supporto, perché in questo momento la crisi economica sta rendendo la situazione molto difficile. Infine Chiara Carò, 32enne operaia che con Veneto Stato, movimento indipendentista, è alla sua prima esperienza diretta in politica e pensa a chi è in difficoltà e alla cultura. Tenere le nostre risorse a Mirano. Le poche risorse le vogliamo gestire su famiglie che veramente non ce la fanno. Ridurre la quota capitale del mutuo del Teatro Comunale di Mirano.